Lavorare per ottenere servizi efficienti e forme di trasporto alternative, implementando il concetto di mobilità pulita. È questo il tema portante del progetto Territorio Sostenibile e Responsabile, evento promosso da Confservizi Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e l'UNESCO. 4 le giornate ricche di iniziative ospitate nella suggestiva cornice di Villa Decumani a Sant'Elena d'Este, dove, tra le altre cose, fortunati studenti hanno potuto assistere a lezioni particolari con relatori d'eccezione su temi ambientali, di sviluppo sostenibile e responsabile. E molti sono stati riferimenti ad attività aziendali del territorio, a cui Confservizi chiede di progettare, secondo logiche di etica e business, un reinvestimento dei profitti nel sociale. È una scelta responsabile, molto coraggiosa, che noi invitiamo tutte le aziende a fare, non solo le private, le pubbliche ma anche le private, in quanto il reinvestimento nel sociale, nell'ambiente, nel territorio sono appunto investimenti importanti e molto futuribili, che avranno benefici a lunga gittata e non a breve, ma che alla fine finiranno anche per essere un business maggiore di quello immediato. Insomma, territorio padovano sostenibile e responsabile, qual è il significato? È un progetto che noi abbiamo presentato in Camera di Commercio, che la Camera di Commercio ha cofinanziato con noi, relativo al richiamo dell'attenzione su 2 elementi molto importanti, che sono la sostenibilità dell'azione industriale e sulla responsabilità dell'azione industriale, vale a dire su tutte quelle ricadute che ogni nostra decisione di tipo aziendale può avere sul territorio, sull'utenza, sull'ambiente. Ed è particolarmente significativo rispetto all'azione di Confservizi l'appoggio e il riconoscimento di un ente di spessore planetario come l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il riconoscimento dell'UNESCO è un fiore all'occhiello che ci piace ricordare. Abbiamo ottenuto per il 2° anno consecutivo, il che vuol dire che nell'anno precedente ce lo siamo anche rimeritato, e che vale a riconoscere come unica associazione veneta, Confservizi, nel territorio appunto della regione, quale fautrice di queste iniziative. E così Francesco Tognana, rappresentante di UNESCO Italia, nella giornata di martedì 9 novembre, ossia quella dedicata al tema dello sviluppo sostenibile e responsabile, ha potuto dedicare molta della sua attività di coordinatore in diversi laboratori di studio, approfondendo tematiche di un certo spessore assieme agli interessati ragazzi di Sant'Elena d'Este. Confservizi Veneto ha presentato un progetto che la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha ritenuto di gran valore e ha inserito nella settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile. La settimana UNESCO è la manifestazione più importante promossa dalla Commissione UNESCO Italia per promuovere il decennio di educazione allo sviluppo sostenibile promosso e proclamato dalle Nazioni Unite e affidato all'UNESCO per la sua implementazione nei territori. Hai trovato terreno fertile, cosa ti dicono questi ragazzi? Il terreno è fertilissimo, un'esperienza molto bella e soprattutto sono giovani già consapevoli e che oggi, condividendo un'esperienza così importante dove si parla di sostenibilità e di educazione allo sviluppo sostenibile, si stanno fortificando proprio attraverso un'esperienza partecipata e condivisa. Educazione allo sviluppo sostenibile significa pensare, riflettere e concretizzare in progetti, in azioni concrete il nostro impegno per l'ambiente, per preservarlo oggi e anche per le generazioni future. Questo è educazione allo sviluppo sostenibile e oggi in queste attività promosse dalla Confservizi Veneto lo stiamo facendo concretamente, stiamo imparando il linguaggio dell'educazione allo sviluppo sostenibile.
Temi che potrebbero apparire pesanti a prima vista per degli adolescenti, ma che in realtà sono stati affrontati in maniera stimolante. Le discussioni a Villa Decumani, che oltretutto si è rivelata una scuola con classi ad alto contenuto storico e artistico, possono rappresentare infatti un arricchimento nella crescita non solo professionale degli studenti. I ragazzi questa mattina hanno un'opportunità del tutto particolare, cioè quella di riflettere nel contesto locale, quindi nella loro realtà comunale, nella loro realtà abitativa, di problemi di carattere universale e generale, come il problema dell'ambiente, il problema dei trasporti, e tutti stanno riflettendo con modalità innovative, cioè riflettono su realtà pratiche, su situazioni concrete, e da situazioni concrete cercano di sviluppare azioni di educazione, quindi di adattamento alla realtà, ma anche di miglioramento della realtà locale, sempre finalizzata a sviluppare atteggiamenti sempre più positivi per migliorare la qualità della vita loro, della loro famiglia e dell'ambiente circostante. Quindi una esperienza, direi, del tutto eccezionale, dalla quale penso usciranno con ulteriori motivazioni anche di tipo strettamente scolastiche, ma anche di tipo umano, del tutto eccezionali. Sono ragazzi di terza media, vengono dalla scuola secondaria di primo grado di Sant'Elena e quindi loro hanno anche all'interno del loro programma, del loro curriculum, si dice, queste tematiche. È certo che in un'esperienza come questa mattina queste tematiche sono state particolarmente problematizzate e messe a fuoco. E servirà magari anche per fare la scelta poi una volta usciti, no, dalle scuole. Certo, questo è anche, quello di stamattina è anche un motivo di orientamento per loro. I ragionamenti che stanno sviluppando nei vari laboratori li porta anche a sviluppare abilità, conoscenze e competenze di tipo interdisciplinare. Perché una delle caratteristiche di questi laboratori è proprio, hanno in sé quello che sarebbe da aspettarsi nell'attività corrente della scuola, carattere interdisciplinare nell'affrontare le tematiche, i problemi, eccetera. Innovazione per quanto riguarda la metodologia, cioè affrontare questioni pratiche da cui sviluppare ragionamenti e riflessioni. Contesto locale, dal contesto locale parlare di cose, problemi grandi, cioè abbiamo in nuce, in piccolo, in un'esperienza quotidiana il massimo che ci si può aspettare dalla scuola. Il tutto in piccoli gruppi, alternatisi di stanza in stanza, a dialogare con professori speciali sotto la supervisione però dei conclamati educatori. Questa mattina c'è l'occasione di imparare a muoversi, a comportarsi anche con persone che non si conoscono. Ho notato con vero piacere che i ragazzi si sono divisi in gruppi accettando le nostre proposte di divisione e anche mettendosi subito a lavorare con curiosità assieme ai responsabili che guidano questi gruppi su tematiche certamente non usuali a scuola, cioè con tematiche si ragionava prima di alto livello, la sostenibilità, la diversità, lavorare con le imprese o capire come funziona un'impresa nel nostro territorio, tutti argomenti che escono dai libri ma servono per formare i futuri cittadini. Futuri cittadini già a contatto stretto con il territorio, con i prodotti a chilometro zero ad esempio, ecco il pane dalla ricetta centenaria, ma anche con le istituzioni, per approfondire ad esempio tematiche come la raccolta differenziata e a Sant'Elena ad Este si arriva addirittura al 70%, oppure della qualità e dei modi d'uso dei trasporti. E il comune di Sant'Elena è stato disegnato anche per ospitare l'evento per iniziative particolari sulla mobilità. E qui a Sant'Elena abbiamo l'Age Speciale, un'associazione di bambini Down. Ecco, l'idea del comune è anche questa di valorizzare queste associazioni per tentare di inserire sempre nel meglio modo possibile questi bambini e perché tutte le persone siano responsabili anche nei loro confronti, perché così il giorno domani si sentono integrati nel meglio modo possibile nella nostra società, cosa molto importante, oltre che per i mezzi di trasporto, ma anche creare relazioni
tra loro e tra di noi per riuscirli a inserirli sempre nel modo migliore. Stiamo sistemando la barchessa comunale, che abbiamo messo a disposizione le stanze per le associazioni. 2 di queste sono per l'AGE speciale, per creare anche, oltre che la sede, anche i laboratori per fare la motricità che loro hanno sicuramente già bisogno. Quindi già è un primo passo per creare unione tra loro e tutto il Paese. Anche con l'approfondimento di questi argomenti, l'azione di Confservizi Veneti, se viene rapportata conseguentemente in una grande città come Padova, fa prefigurare il nostro territorio come terreno fertile per sviluppare il trasporto sostenibile. È una scommessa, è un'idea che lanciamo a tutti quanti gli amministratori che si interessano del sviluppo della città. Vogliamo che la città sia a misura di trasporto pubblico, quindi che le persone siano abituate sempre più a usare il mezzo pubblico e lasciare fuori dalla città il mezzo. Devono impegnarsi quindi sia per l'abbattimento del CO2, ma anche a far sì che le città siano più vivibili. Noi vogliamo che il servizio pubblico riesca a portare le persone nel luogo almeno il più vicino possibile, sia alle scuole per quanto riguarda i bambini e al posto di lavoro per quanto riguarda gli adulti. E per quanto riguarda gli anziani? Noi lanciamo l'idea della Freccia Verde, che è quella che collega i 2 estremi del tram di Padova, che si ferma soltanto sulle piazze, in modo tale che ci sia un minore impatto del tram sulla città e quindi che si innesca con le attività commerciali e artigianali. Noi auspichiamo che il mezzo pubblico che svolge il servizio sulle linee principali si possa sviluppare sulle linee cosiddette periferiche. Questo può essere anche un'idea per i piccoli artigiani che operano sul settore del trasporto. Possono svolgere dei servizi con auto elettriche o auto a gas, e quindi con minore impatto, e portare le persone ma anche i mezzi all'interno della città, senza che ci sia il flusso continuo di macchine all'interno dei centri storici. L'ambiente e le future generazioni sentitamente ringraziano.